e la storia del teatro a piemontese. Perché noi siamo abituati a quando si dice teatro, non è di teatro, che è teatro dialettale, che ti vedi come la parola dialetto è la parola che tu stai attento di parlare. Perché appena che ti dici teatro dialettale ti pensi subito teatro comico. E mia domanda in provincia da Nuara, a Sciara, vorrei dire, Cerato, gamba la compagnia locale prettamente un gamba, e gamba anche la compagnia del Giuggio, in Forco, pare di fa, cioè da Amendolara, un gruppo di emigrati che rimanda a Amendolara. Amendolara è la mia provincia da Nuara, fa teatro, che teatro si fa? Teatro comico. Sempre preciso. Che è il motivo. Il dialetto resta la lingua di ignoranti da Bucabuna, tipo di mia pretende da portare il teatro alto, no? Ignorante e manca te ignoranza, e quindi quello che è da fare rizzo. Ma questa che è proprio portare l'idea del dialetto. Ma deve mia pensare che allora il dialetto si può da fare un teatro per fare rizzo. Lei un canca smorda la cura, ma la cura è la cura la mia la testa, sto battendo che il cambio comincia dalla testa. Mica le buone vero. Grazie Gianfranco per le belle parole che alla fine che merito e grazie a voi altri che siete venuti a ascoltarmi e parlo a mia moda. Spero che capisse tutti, se capissi lei il sottotitolo, no? Il sottotitolo, altrimenti alzi la mano e cercherai di spiegare a me. E come l'ha detto giustamente Gianfranco, mi sono sì per parlare del teatro piemontese, perché quella che è l'idea che la maggior parte della gente ha è che il teatro piemontese è un teatro per lì, no? Grignoli lo chiamiamo come Roma, per divertimento. E questa è la realtà del dire anche, perché se deve a teatro le compagnie amatoriali che in giro propongono loro. Spero anche non condannare perché per fare uno spettacolo teatrale sono le spese che sono abbastanza importanti e per pagare le spese avete capire i soldi del pubblico. Ma il pubblico viene se si diverte, se gli piace e la maniera per avere una garanzia di avere un pubblico è quella per qualcosa di divertente. Poi non che sono mai spiegato è perché quelle mi danno le stesse persone che vanno a vedere una commedia piemontese ma per rie magari la settimana dopo vanno a vedere il Macbeth di Shakespeare o vanno a vedere Beckett o vanno a vedere il teatro impegnato del quale capisco quasi niente, però vanno e sono contenti, mentre invece se come teatro piemontese una compagnia è presente in testa che abbia sostanza è capace di non è più re, ma insomma ragionare un po', no? Per girare gli ingranaggi, allora è ben che stavo a capo. Ecco, questa è un po' la considerazione. Ma mi sono sì per fare il panegirico del teatro piemontese e della gente, cioè è pur se le compagnie che per carità fanno un cappello. Mi sono bene sì per contare qualcosa della storia del teatro piemontese, perché purtroppo è una storia che non è tanto conosciuta, ma il teatro piemontese ha una storia non tanto inferiore a quella che è la storia della letteratura piemontese e la quale penso che Gianfranco l'abbia già contato Cavallini. Se la letteratura piemontese cammina più o meno dal secolo che fa 11 o 12, no? Qui servono su Valpin più o meno, insomma lì, non è una data precisa, ma insomma lì, il teatro piemontese cammina qualche secolo dopo, ma comunque per Roma, se Roma
essere stretti per Roma dal 1400 e quindi dal 1400 al 2010 che sono adesso, 2 anni sono passati. E in questo periodo il teatro piemontese ha fatto un percorso come tutte le forme letterarie e non ha la possibilità di vedere questo percorso, di vedere queste trasformazioni che sono state. Diciamo che le prime forme che spero ci ha messo il teatro piemontese erano di spettacoli teatrali che si andavano a teatro a vedere, erano di spettacoli gruppati o ad avvenimenti particolari dove si faceva una specie di rievocazione storica e lì il testo principale è la canzone per la presa di Pancalieri, no? Pancalieri è il paese tra la provincia di Turin e la provincia di Cuni, che era via in Castello, insomma, è sempre stato un paese città. Forse la cosa più importante che poi pochi anni fa era sui Giovanni Tesi, forse è la cosa più importante del Pancalieri. E comunque per il Medioevo, l'età mese, era stato un avvenimento storico che avevo saltato il castello e quindi avevo contato questa storia a livello di cantastorie, oppure la chanson de geste di Trovador, no? Che quindi cantavo queste cose, ma la canzone la presa di Pancalè ha già un'impostazione abbastanza teatrale e a prevedere che fosse interpretata da Tour che rievocava l'avvenimento. L'altra famiglia di rappresentazione che spero considerasse già teatrali erano quelle a sfondo religioso e lì in Roma le rievocazioni religiose come le più famose e più importanti dal punto di vista della letteratura e del teatro piemontese è la Passione ad Revello. Revello è un paese che è un bel po', diciamo dove il po' è ancora ma proprio no, ancora ci è quel paese dove faceva una passione, una rievocazione della passione dello Signore simile a quella che ancora adesso fa la Sorrevolo, no? Quella è più conosciuta, quella Sorrevolo, anche se è meno vecchia, ma questa di Revel prevedeva la presenza da Tour che interpretava i vari personaggi della Passione e parlavo come? Parlavo non al latino, parlavo una via mestra al volgare italiano e il piemontese antico, il piemontese che era anche ben canassia. E allora ne parlò che spero considerasse questa rappresentazione, anche se era religiosa, come una delle prime cose gruppate alla storia del teatro. E queste rappresentazioni sono come data stroma tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400. Probabilmente hai anche qualcosa prima, probabilmente, dico probabilmente perché avete sempre fatto un po' attenzione quando che si parla di queste cose. Perché per esempio le stai trovando un documento, non è tanti, diciamo intorno agli anni 70-80, le stai trovando un documento a Montuì che aveva, se vorremmo, un testo teatrale, niente informazione insieme alla data di scrittura, però guardando la forma, insomma, torna lì, intorno al 1300, e si intitolava Lo giudizio della fine del mondo, quindi
il giudizio della fine del mondo, e che era comunque un argomento che podia considerarsi in linea con il tema religioso. Tanto per dare un'idea, una leso quelle righe, è la lingua che parlavo in plurale, no? E invece sì, è un discorso che fa Satanas al diavolo. Satanas è già piemontese, no? Satanas è già piemontese. E sentirebbe che le parole sono già abbastanza, è già presenza piemontese. Ancora io penso che saremo gran maestri portando questi peccatori all'inferno, papa, duchi, principi e marchissi, abbati e provosti e frati minori, jacobini, augustini e tutta l'altra religione, monarchi e monache di mala condizione, marcadanti, de borgesie e ancora cavaliere, gentiluomini da cavallo, ancora da piede, lavoratori e sappadori con le sue cattive condizioni, giudici e avvocati con i suoi cattivi procuratori, dottori in ragione canonica e ancora in teologia, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, poi gli speciali cattivi, e gli speciali sarebbero gli speciali, no? Speciali è un farmacista, no? Farmacista piemontese, comunque sono sempre lì. Speciali cattivi e più malvagi che vendono la borra de basti in cambio de bambaxio e le sue confezioni cattive, come dice Ippocrasse. Ecco, quindi troviamo parole che sono già abbastanza piemontesi. Per arrivare a quel che spero effettivamente considerarsi come il primo test teatrale a tutti gli effetti, e dove arrivare tra la fine del 1400 e l'inizio del 1600, con Giovanni Giorgio Aglione, che viveva in quel di Asti, no? E in quel di Asti forse faceva l'avvocato, forse. Ma erano personaggi istruiti, erano personaggi che trovano diversi documenti con di incariche all'amministrazione comunale, quindi insomma proprio non importante all'eranense alla via questi incarichi. E l'Aglione non so per quale motivo, però forse per divertimento, forse perché la via la combricola da misco in guai e piasia recite, per tanti motivi che poduma immaginesse, e che era la scrive e sono arrivati fino a noi altri un certo numero di farse proprio spettacoli divertenti, no? Però sono spettacoli divertenti che era la via scrive durante una Macedonia di lingue e dialetto, perché praticamente la via mescià il dialetto dell'astigiano con il latino, il lombardo, lo spagnolo, il francese, il latino maccheronico e intermesso qualche parola già quasi piemontese. Quindi è anche divertente e interessante per questa forma di scrittura. E queste farse, oltre che essi così un po' abbastanza satiriche, sono anche per buttare al ridicolo certi comportamenti umani
e certi atteggiamenti. E la più famosa, forse la più divertente, queste fatte, all'intitolare La commedia dell'uomo e dei suoi 5 sentimenti. Cosa sono i sentimenti? I sentimenti sono quelli che provano gli altri, quando uno va bene a una persona, ha un sentimento, no? No, i sentimenti, secondo Lione, erano i sensi, no? Quindi la vista, l'odorato, l'udito, il tatto, e però certo che parla 5 sentimenti, no? I sentimenti sono 4, i sensi sono 4, no? E sto quinto, e lì sta l'aspetto divertente della farsa. Il quinto sentimento sarebbe quella parte del corpo, tutti gli uomini le fumne, perché hanno tutti, quella parte che si trova all'uscita del percorso del cibo, le presenze, al partuso di abbette, ecco, c'è una manetta, sì, parlando proprio il non giusto, all'etrocure, no? L'etrocure. Sì, quando mangiamo lo tapanare, quando mangiamo lo petandun, che fa pensare a un altro aspetto. Comunque questa parte del corpo umano a un bel momento cosa che fa? Dice agli altri sentimenti e sono come devi considerare importanti come voi altri. E gli altri rispondono, no, tipo, c'è il partus lì, cosa devi con te? E allora questo monsieur a soffrendo, sale alla porta e dopo pochi dì tutto il corpo cammina bene qualche conseguenza e cammina più in funzione da dì e allora sono obbligati i 4 sentimenti a accettare anche con lì la categoria dei 5 sentimenti e è abbastanza ridicola, però comunque fa pensare che era già anche una certa conoscenza della fisiologia umana, no? Anche dalla letteratura, perché si capisce che il riferimento è l'apologo del ventre sì. No, quindi vuol dire che era una persona istruita, che conosceva. Una curiosità lunga, con chi si assomenta, a quel momento lì, Asti era la città più si lombardisava al Piemonte, era quella che commerciava più con Milano. E questa faccenda qui l'aveva dentro la maniera che lui dopo per tanti parlati, e per quel motivo lei, la Lione, è l'unico autore piemontese a rappresentare a Milano la storia della letteratura del Beretta. Beretta tira fuori come i trucchetti in milanese e studia questo per esempio di milanese. Quindi senza morire, perché da sicuro la mia fai per motivi lì, però alla fine diventa anche letteratura di altre parlati. No, visto che dovrà anche qualche parola ancora francese, vorrei dire anche poi il francese di adesso che la Lione era francese. No, comunque sono farse abbastanza divertenti, abbastanza curiose. Anche dai titoli, per esempio, quello del prete ascoso sotto il crometto. Non hai mai sentito? Allora, il prete, ascoso, vuol dire ascoltuto, sta sotto il grommetto cosa che era? Il grommetto era, mi insegniamo gli altri sì, per non se un nome specifico, ma due cose. Una è col contenitore, andò a spirito le pulaie penanà, no? Tipo i pipì, le galline, gli agnelli. Una specie di cono sì, anche una mesa sfera, no? Semisfere. E quella stessa
la stessa cosa, il germo, lo chiamavo il germo, il grometto, e probabilmente italianizzazione del germo, era anche quella struttura che abitava le funne sotto le veste per tenere anche, no? No, quello che tu hai fatto, la soca enorme. Sì. E allora questa farsa, le cura che conta, costraive, che le andai a trovare una funna, nel momento che l'uomo e chi le andai al mercato. Però disgrazia che le non specifica bene cosa facevo, parlavo, ecco, insomma che parlavo. Improvvisamente l'uomo torna in era perché la via da smenciare qualcosa e allora previ a due stermese, se ne è due stermese e si sterma sotto le destre della funna lì sotto. Però l'uomo per qualche motivo aveva di sud e per fuori sono già secondo me le scene della comicità che saranno poi sfruttate per tante commedie, per tanti anni. E quindi la Lione potremmo dire che è il primo esempio del teatro, che è un teatro religioso, è un teatro commemorativo, è un teatro satirico, ma satirico anche nei confronti della società e magari per far riflettere su certi comportamenti della gente. È un po' il principio che si troverà poi nel 1700 entre le canzoni del padre Ignazio Isler, che padre Ignazio Isler adopererà la satira di comportamento non troppo elegante, non troppo bei della gente per far capire dove che si sbaglia, no? Quindi il principio è un po' così. Secondo me crea più o meno un ordine di scrittura, del testo teatrale, ma il problema è che noi i testi teatrali antichi non è che abbiamo 50.000, le restanno quei due, cui che non avevano il bonheur come guarnese. E un altro documento che è un testo teatrale che con ogni probabilità è più o meno del 1600, più o meno, non è una data, ma gli studiosi presumono che sia intorno al 1600, forse con stile del Sentiero Lumineo, magari con gli altri anche le due lo rappresentare, perché sotto Natale è tornato abbastanza a moda, è il Gelindo, penso che il Gelindo deve sentire Gelindo, aveva fino a un momento fa la compagnia che si chiamava così, sì, no. Perché da Alessandria era arrivato in tal 1947. Il Gelindo è diventato una d'attualità, è stato scoperto la prima metà del Zend, e però era un testo che era stato tramandato dal tempo più a busca e non per iscritto. E appunto diso è tornato all'attualità. Gelindo un passo avanti del teatro piemontese, della storia del teatro piemontese, perché la storia del Gelindo è una storia aggruppata alla religione, perché racconta il momento della natività, no? Il momento che nasce lo Signore, la cabana o l'oncalera, l'asilo, il bœuf, eccetera, eccetera. Lo conta un po' in una maniera particolare. Ma secondo me la caratteristica di questo teatrale è che l'autore, chi lo sa chi calestai, all'incaminare a fare la distinzione tra i personaggi e nel Gelindo hai due o tre personaggi che parlano in piemontese e dato che il Gelindo è stato rappresentato un po'
tutte le parti del Piemonte, a seconda della zona dove abbiamo rappresentato, adovero la parlata locale, quindi è Angelindo Pisa Nuarais, è Angelindo sulla Stesana, ma sono state trovate tante versioni del Gelindo, anche prescritte, e alla trovare fino a Limone Piemonte, che è sulle montagne alcune, una versione tutta particolare del Gelindo del Patois del Piemonte, quindi una cosa abbastanza diversa. La Mugurata ne aveva pubblicato un da un'eia. Sì, no, ne è tante varietà. E appunto la caratteristica di questi personaggi che parlano, poi prima parla in piemontese già, la versione che conosciamo noi sono versioni dal secolo in avanti, quindi potremmo dire già in piemontese quasi come nostro, ma da altri personaggi invece parlano italiano. E è così una forma di presentazione delle commedie che poi sarà durata anche in seguito, in dove che cui che parlo piemontese appartengono alle categorie più umili, sono cui più signori, per esempio il Gelindo, è Gelindo che parla piemontese e sua forma all'Inde risponde italiano, no? Quindi il servitor, che è il servitor, parla turno piemontese. E è una storia che ha così la sua importanza in questo percorso del teatro piemontese. Che si collega non come argomento assolutamente, ma a questa maniera di scrivere il teatro piemontese, la troviamo poi nel 1700 con una che è effettivamente una vera commedia, la prima vera commedia come che poi l'ho sempre trovata, quindi una commedia che ha una trama, che ha un suo scenario, una sua scenografia, quindi ha tutti gli elementi che caratterizzano una commedia. E questa commedia si intitola Alcun più letto, se non si deve mai sentito, no, non è mai sentito nominare. È stata scritta da un nobile, un conte che si chiamava Giovan Battista Tana, non un nobile tanto elevato, cioè non cui tanto importante, ma che viveva verso la provincia di Cuni, e il più letta le torna una commedia in due che noi i personaggi umili che parlano piemontese, mentre invece i personaggi importanti parlano italiano. Quindi alcun più letta le quel che dà il titolo alla commedia è un nobile che probabilmente la nobiltà alla via catala, alla via comprata, quindi non una nobiltà tanto andare del tempo, e che ha così il desiderio di aumentare i suoi possedimenti, perché se non diventa più signore, e non cadere in realtà non è un grosso possedimento. E a Boreria impadronisse le vigne e quel che è il suo vicino al capo, che invece è un vignolante, no? Che coltiva le vigne e ha vigne che fanno il più buono, quindi questo colpio a Boreria un po' se no. E come rivede? Siccome sto vignolante, sto campagnino ha due figlie, allora il conte Violetta fa la proposta di mariare una o due figlie per avere la possibilità di andare anche qualche linea insieme. Però poi la storia insomma è già abbastanza anche elaborata, perché in realtà le due figlie sono figlie proprio chi è sé, ma sono due figlie che chiara l'ha adottata.
Quindi chi ha la penna decide se concedie spuse al computer, che per usarne una delle due. Le due figlie invece, una ha già il Morus, che poi arriverà sulla scena, che arriva da Roma, ma anche chi ha le piemontesi, quindi lo manca già una slarghezza dell'orizzonte, perché lo mangia anche Roma, no? Lo mangia Roma non come capitale, ma come città che ha pietà in questa commedia. E insomma, si crea tutta una serie di situazioni, poi un po' più comiche, però insieme già con quei equivoci, no? Che sono per cui che sono fondamentali in tante commedie, no? Tante commedie a gioco insieme ai giochi di parole, insieme agli equivoci, insieme a certe situazioni. E anche a me, in tre antiteste teatrali piemontesi, le questioni matrimoniali, no? Perché le questioni matrimoniali diventano poi un argomento che poi dopo si tratterà in coro, no? Sono un po' ancora adesso, insomma, gira e rigira, e insomma sempre finire a parlare di loro. Quindi il Compulet è la prima commedia che ha un buon successo, sarà rappresentata diverse volte e continuerà a essere rappresentata anche il 300, il secolo dopo, e ancora non tanti anni fa le stai presentata da una compagnia che sono la Coraggio a Torino, l'ha presentata con Piolet, con Giovanni Mussotto, Giovanni Mussotto è il penultimo già lui a Torino, so cavallo di battaglia del Gelindo, ecco, Mussotto tutti gli anni da quel parte va a fare il Gelindo. Se noi avevamo un teatro a Nuara, può da dire merita la commedia del Gelindo, perché magari nasceva lo stesso, ma la storia la visa che è una super rappresentante il Gelindo, e quanti ricominciarono rappresentando il Gelindo. Sulla faccenda dell'importanza del matrimonio, da tutte le testi che era, podemia venire in mente il Giuessa Zugovi, ma ne sì, per maritare una figlia, no? Sì, sì. Quanto che al tema il avanti di tal tempo. Sì. E desidero col discorso del matrimonio, no? Addirittura ieri una forma di componimento che era già nata nel 417 per guardarsi nel tempo. Allora, la cita rappresentazione che abbiamo fatto per un pubblico proprio basso livello e chiamavo il mariazzo, no? Il mariaggi, perché ieri quelle cite situazioni dove che erano messe il matrimonio, no? Per poter essere il matrimonio contrastato, no? Cioè il padre che voleva chiamare la figlia, perché la mia zorchi, la era innamorata dell'altro, creo situazioni. E quindi abbiamo fuori tanti testi, che sarà poi il filo conduttore. Se dovessi analizzare, guardare tutti i testi teatrali che poi sono stati scritti dopo, neanche ne sia tantissimi, però è abbastanza d'autore che l'hanno scritto commedie. Quei due conosciamo l'autore, quei due conosciamo l'autore e da altri magari un nome comune, un pseudonimo, no? Perché non tutti si firmavano con il soprannome. Per esempio al 1776, quindi insomma l'epoca Carlo Emanuele III, insomma un po' prima della rivoluzione francese, è una commedia che anche questa aveva una discreta popolarità ancora dal secolo che è passata poco, e si intitolava
al nodar un'ora e è firmata XXX, perché insomma neanche che sia, è firmata come Pegemade, non classic, alla via Sarnus che sì, e anche questa è una commedia dove ci sono personaggi che parlano in piemontese e altri che parlano in italiano. Anche bene sì, la trama è ambientata per il paese del Canavese, a Rivara, e torna la storia di due figlie che dovevano mariese, però era quei matrimoni contrastati, e l'onca è curioso di questa commedia che è ancora una commedia all'inverso, no? Diciamo un po' la falsariga, che era un po' il teatro classico, no? Il teatro classico greco e romano era tutto all'inverso. Quindi quei due insomma slasa ancora sapeva da queste cose. Anche il periodo tra la fine del 1700 e l'inizio del 1800 in Roma una commedia della quale l'autore con tutta probabilità è Edoardo Ignazio Calvo, che è stato il più grande poeta piemontese quel periodo lì, il periodo diciamo, della Rivoluzione francese, che il Piemonte era praticamente rimasta dai francesi, dai giacobini, eccetera, eccetera, le persecuzioni nei confronti di nobili, le ghigliottine che tagliavano le teste, eccetera, eccetera. E questa commedia che non è stata firmata dal Calvo, ma tutta fa pensare che l'abbia scritto la Chiel, perché le cose che scrivia, che la scriveva, le sue faule murai, le sue argomentazioni, faceva capire che dopo un primo periodo, tra qualche anno aveva battuto le mani ai francesi che arrivavano, cioè alla rivoluzione che arrivava, perché la rivoluzione prometteva veramente la rivoluzione, no? Quindi che andava a favore della povera gente, poi al momento giusto alle verificasse che almeno se in Piemonte erano stati cambiamenti di padroni, però chi era povero continuava a essere povero, anzi forse ancora più povero che prima. E questa commedia che si intitola L'Artaban Bastunà diventa già una commedia che potrei definirla già a soggetto politico, perché questa Artaban Bastunà, che era Artamano era un po' un personaggio mitologico quasi, che era personaggi che stasia molto più di importanza, no? Che si considerava importante, e questa sua importanza la manifestava anche con una certa qual prepotenza, no? Se non era anche violenza quando che capitava. Difatti se le presenta drinta una le canzoni in cibo farassino, a un certo punto hai un verso dove dice fier come un artaban, no? Fier come un artaban, ecco, questo artaban era il simbolo della prepotenza quasi, no? E questo artaban bastonà in realtà era un gioco di parole, una perifrasi per parlare
quei personaggi che a Turin, sotto il governo francese, Turin ma anche Piemonte, erano così adattati impresa ai nuovi padroni e quindi erano venduti ai nuovi padroni, buttando da parte l'orgoglio dei piemontesi o comunque gli interessi del popolo piemontese. E quindi l'episodio che effettivamente era verificato è due che uno di questi personaggi una sera sotto i porti a Turin aveva trovato un gruppo di persone che l'avevano bastonato a santa ragione per fare pagare le sue malfatte a favore dei francesi. E quindi diventa già un teatro, se Roma, a carattere politico, perché comunque a rivolgia a quella che era la situazione della popolazione che era non contenta di francesi. All'inizio del 1100 eravamo al periodo della restaurazione e il periodo della restaurazione, lo dice la parola, si restaura non che era prima. Quindi dal punto di vista delle condizioni della gente non è che le cambiato tanto, sono tornati a come era prima della rivoluzione francese. Però da un punto di vista del teatro alle capitali è una cosa che alla vue poi di importanti conseguenze, anzi alla vue la conseguenza di dare un po' la strada al teatro diventa importante, dare un posto a considerazione molto ben capito che era prima, che era una cosa che aveva fatta casualmente, episodicamente, era una cosa così che faceva parte della quotidianità. E cosa che succede? Succede che appunto la restaurazione, tra le varie care regnante che era in Europa, ancora Pirlo, che era verificato prima, è quasi una corsa a farsi vedere un make out. E Carlo Alberto, che è diventato re del Regno di Sardegna, sente che Piemonte aveva il suo posto in Europa, non dal punto di vista militare o dal punto di vista territoriale, alle carente, cioè in difetto rispetto a tanti altri stati, ma anche altri stati italiani, i vari ducati di Modena, Firenze, Venezia, l'avevano tutti, questi regni o questi stati, l'avevano tutti un teatro nazionale che era importante e con il quale faceva la rappresentazione, non manca a sua, ma faceva anche le tournée, no? A presentare i suoi spettacoli in altri teatri, in altri paesi. A Turin non era niente, il teatro praticamente esisteva. Allora, nel 1120 Carlo Alberto ha fatto un decreto con il quale aveva istituito una compagnia teatrale che diventerà poi molto ben conosciuta, molto ben importante, che è la Compagnia Reale Sarda. Non avete mai sentito parlare della Compagnia Reale Sarda? La Compagnia Reale Sarda aveva costituita con tutta una sua bella organizzazione, compresa uffici, diciamo, la censura, perché tutti gli spettacoli prima di essere rappresentati devono passare al controllo, e questo teatro, merci agli interessi che aveva al re, ha ben dato un beneficio, una sovvenzione che arrivava fino a 50.000 lire all'anno. Ecco, 50.000 lire all'anno, lire di Piemonte, nel 1120, aiero soldoni. E quindi era una
compagnia sponsorizzata dal re. Questa compagnia rappresentava commedie non piemontesi, ma rappresentava commedie italiane o anche in lingue più spere, e alla via qui la sua struttura i mediatur che erano a disposizione perché li pagava. Pensai che una delle attrici famose dell'epoca, una certa Adelaide Ristori, se non se l'aveva mai sentito nominare, comunque all'epoca era un'equivalenza in la Callas per la lirica, no? per fare riferimento. In una stagione alla via guadagnava 3.000 lire, ma chila, quindi ero veramente soldi da Hollywood, no? E questa compagnia rialzata non rappresenta niente piemontese, però cosa che l'ha fatta? L'ha fatta in maniera che il teatro avesse il suo posto e il suo paese nel Regno di Sardegna e nella capitale in particolare. E la seconda conseguenza è che se tu hai una compagnia, fai conoscere il teatro e consideri il teatro importante, avete che abbia i teatri. E quindi a Turin pian pianino sono fuori un certo numero di teatri. Pensai che nel periodo tra diciamo intorno all'Unità d'Italia 1960-1970, che è stato il periodo più bello e più prosperoso per il teatro piemontese, a Turin tra teatro piemontese, teatro italiano, teatro delle marionette, teatro del Buratin, era circa 77 teatri. Pensate, adesso con tu non si va a dire la mano in teatro. Era il teatro in città dove facevo i Buratin o le marionette, ma era anche un teatro abbastanza importante. Quindi l'importanza della compagnia reale sarda è proprio questa da lei creare l'importanza, ma l'importanza anche della mentalità della gente, della tensione della gente, la bella del teatro, perché il teatro era una cosa che faceva importante, e quindi alla creare il posto al teatro piemontese che sarebbe poi subito dopo. Sempre all'inizio del 1900, e per il fenomeno del Parvene, è un fenomeno che nasce a Piemonte, insieme a questo argomento, è tutta una storia, insomma, mi sarebbe da parlare per un po' per te, ma mi strano no, perché se no è troppo lungo. E questi personaggi, è Gianduia così, di Gianduiotto, no, è Gianduiotto alla vera ventaglia di Gianduia. E Gianduia chi era? Gianduia era un personaggio che inizialmente si chiamava Gianduia, ma si chiamava Gironi. Gironi era la forma piemontese del nome Gerolamo, no? Per capire sto Gironi da due che viene fuori. A Nas come personaggi del teatro delle marionette e a Nas come Gironi, come Gerolamo. Qui Buratinè che aveva inventato questo personaggio che era il contadino scarpe grosse, cervello fino, no? Però capiava in giro anche se Roma un po' i militari perché aveva il tricorno, un po' capiva in giro i nobili perché l'abbigliamento era un po' da nobili ma era un po' tutto, insomma, per piedi anche un po' in giro la nobiltà e accudia del favore del pubblico terra a terra, la povera gente che non aveva i soldi per andare al Reggio o al Carignano, ma per andare i 2-3 soldi per andare a vedere il teatro di Buratin dai fratelli Lupi insieme alle banche e bosco tirano fuori, no?
magari una volta ogni tanto andasse io a vedere questo teatro liberativo. E la figura Girone diventa così abbastanza popolare fino a quando che cosa succede? Succede che insomma all'inizio del Novecento era certo Napoleone Bonaparte, Calavia un fratello che si chiamava Gerolamo e ti vede piacere uno che si chiama Gerolamo che è il fratello Napoleone per il no? Allora i nostri due personaggi, i nostri due buratinè che Gianduia tra l'altro forse lo saprei ma adesso lo dico dopo lo sapete. Gianduia è l'unico personaggio, l'unica figura che ha avuto due pari in mia madre, no? Perché era inventato due uomini e quindi era chiamato il padre. Allora, questi due, visto che a Turin con Napoleone l'aria era pesante, si trasferiscono a Genova e anche lì abbiamo i soliti personaggi, le solite cose, parlando un po' in senese, no? per farsi capire, e anche lì ha fatto il bene fino a quando che quei due colleghi, Gerolamo, il doge a Genova era Gerolamo Durazzo, e allora anche lì avevano allora a scapo più che impresa da Genova torno a Turin sono ancora ricercato per la solita storia hai visto persone adesso scappetta la persona e a scapo questa è la storia a Caglianetto dove adesso è ancora la Cangianduia se deve a Caglianetta è la Cangianduia perché a Caglianetta le due che a Nas Gianduia nel senso che ha deciso che Gironi diventa cambiare nome e probabilmente era un personaggio che girava le osterie, le piole che si chiamava Juan o Gian e piaceva usare la duia era il recipiente, no? Il boccale sarebbe, no? Perché l'equivalente del bicchiere lo durava un po' perché l'elettrocita era la sana, no? La sana era il bicchiere. Sono sempre paraíso perché hanno queste delle descrizioni e precisazioni anche non si recipiente, no? Il testamento di Giacutrus all'enciclopedia delle cose che riguardano i giocatori. E quindi cambia nome e diventa Gianduia. Con Gianduia a giro tutta la stesana e poi a turno Turin, insomma Gianduia diventa una popolarità. Perché ho diso parlare di Gianduia, che è importante, perché le cose a Maduro, il tempo a cambio, tutti i vari lo statuto di Carlo Alberto, la prima guerra d'indipendenza, insomma tutto il risorgimento che capussa e quindi gli spiriti a cambio la gente e tra l'altro a Turin capita anche un'altra cosa che la compagnia reale sarda nel 1152 aveva cancellato ai capo anche il finanziamento e quindi nel giro di 2 o 3 anni ha sparito dalla circolazione. Però ormai a Turin era così, quasi una veglia al teatro, perché era diventata un'abitudine quella del teatro. E aveva il momento giusto per proporre qualcosa di diverso. A questo momento sì, è saltato fuori un personaggio che è fondamentale nella storia del teatro piemontese, che è Giovanni Toselli, anche con lì non ho mai sentito nominare, a cui il teatro Toselli è per ricordare Giovanni Toselli che era a Cuni. La vita di Giovanni Toselli è un romanzo, ecco, parlare di Giovanni Toselli per contento di non calafai, insomma, era a Cuni, il suo fare lo studio d'avvocato
però chi ha fatto l'avvocato proprio gli interessava neanche, gli piaceva il teatro, gli piaceva la musica, gli piaceva lo spettacolo, gli piaceva le fonte, ma ancora aveva una malattia, cosa ancora accettabile. E a un bel momento amore tutto e va a Milano a cercare fortuna nel mondo dello spettacolo. La piazza a Milano è neanche dove fa l'intervallo, ti che c'è il regista. No, perché mi vado avanti anche il mese giornale, per loro no, ancora la sparo. Diceva che va a Milano e Milano è una piazza non proprio tan bel fe, perché sì, è il teatro alla Scala, però Milano è già tutto il soggir del teatrante, quindi in tre, un che arriva da Cuni, insomma, ha una bella voce, canta da lì, però basta niente. E allora per sbarcare in aria si adatta a fare un po' tanti lavori, suggeritori, il macchinista per sé appoggia le cose in scena, insomma fa tanti tutti i lavori che capita per partire avanti. In tal mese Roma andiamo avanti in anni e il nostro Selvi ha anche la testa un po' calda e si lascia fervore dalle idee di Garibaldi e va anche a combattere con Garibaldi, quindi fa anche il garibaldino, ma non con i Mila, ma le cose che faceva Garibaldi prima e va presa a Garibaldi. Tutto ciò fin quando che anche l'avventura con Garibaldi finisce e torna a Cuni neanche a parlare perché insomma faria una brutta figura e lo proviamo a Turin. A Turin cammina anche lì a cercare di essere da fe e cammina a mettere su una città compagnia e a fare il teatro di marionette, cammina con le marionette a fare qualcosa. Poi dalle marionette trova sempre da tour e a mettere su una città compagnia, ma una compagnia che recitava anche in teatri, insomma, qui con le banche post, qui che prestavo i Fratelli Lupi, prestavo questi teatri quando facevano dei spettacoli, dicevo vabbè tu presto fate qualcosa. Tutto ciò fin quando che essendo un po' in giro a conoscere l'impresario francese, certo Meinadier, che a Torino aveva due teatri, aveva il teatro Scribe e il teatro d'Angèle. Il teatro d'Angèle era la piazza Carlina, di piazza Carlo Emanuele I, che poi in seguito diventerà il teatro Gianduia, però sarà più, non esiste più. Quindi Cusme e dice, ma mi sono disposto anche a prestare il teatro. E Toselli continua a proporre le sue commedie, però pubbliche niente tanto. Poi a un bel momento aveva un spettacolo con i piratini con Gianduia e dice, aveva un'idea, ma se mi Gianduia lo fai sempre le mie commedie. Idea luminosa, la lampadina che s'ambisca, alla via un programma, una commedia, basta che è giunta al titolo della commedia, la presentè con la partecipazione di